Inaugurato da tutti, Parco della Pace, polmone verde di 65 ettari, apre ufficialmente i battenti. Dalle zone sport alle aree barbecue, agli 8 chilometri di sentieri pedonali, alle parti boschive e naturalistiche. Torna alla città dopo anni di attesa. Oggi è una giornata storica per la città di Vicenza, un cantiere che è durato tanti, forse troppi anni, ma oggi è un momento appunto storico perché questo parco è un regalo per la città, dalla città, perché è nato dalla mobilitazione cittadina e vivrà grazie alla partecipazione cittadina. Oggi è una giornata di festa, domani ne nasce un'altra sfida, la prima sfida oggi è stata vinta, quella di aprire questo parco. Domani abbiamo un'altra sfida, quello di rendere un parco di 65 ettari, grande come il centro storico della città di Vicenza, il più grande della città, uno dei più grandi d'Italia, il più grande d'Europa per numero di abitanti, vivo, attrattivo, e quindi dovremo trasformarlo, adattarlo a quelle che sono le esigenze della città. Parco dal valore simbolico che in questi giorni inaugurali ha accolto diverse iniziative con un unico filo conduttore, quello di parlare di pace, a partire dalla preghiera interreligiosa all'alba di giovedì presieduta dal vescovo Brugnotto, a cui ha preso parte anche il sindaco di Betlemme, all'appello lanciato proprio da Vicenza da circa 150 sindaci arrivati da tutta Italia per annunciare la partecipazione alla marcia da Perugia a Assisi affinché le armi tacciano a Gaza. Dedicarlo alla pace oggi vale ancora di più, perché in un momento in cui le guerre insanguinano il mondo, in Medio Oriente, in Palestina, in Ucraina, ma anche in tante altre parti del mondo, da Vicenza parte un messaggio fortissimo e dedichiamo questa enorme area verde alla pace.